Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 8 aprile, che cominciamo con dando uno sguardo ai giornali nazionali. È stata una notte di tensione, molti giornali aprono ancora con la corsa per fermare Trump, che invece, tiriamo tutti un sospiro di sollievo, si è fermato poco dopo mezzanotte bloccando il tanto annunciato attacco all'Iran, un attacco che a sentire lui avrebbe distrutto una civiltà in una notte, tanto che queste parole avevano evocato anche l'incubo nucleare, poi smentito dalla Casa Bianca. Tra i giornali che hanno aggiustato il tiro fino all'ultimo e sono andati in stampa proprio all'ultimo minuto c'è il Corriere della Sera, che ha appunto l'ultima notizia: Trump blocco l'attacco, la mediazione nella notte. Il leader americano dice c'è una proposta in 10 punti, 2 settimane per trattare. Dall'altra il sì di Teheran: coordineremo i passaggi da Hormuz. Roma dice il popolo non paghi le colpe del regime. Poi ripercorreremo le ore più drammatiche, il ruolo del Pakistan in questa mediazione, dietro il Pakistan la Cina. E poi vedremo queste stupende immagini del mondo visto dal lato nascosto della Luna. Quella falce che vedete lì è appunto la Terra, il tramonto della Terra, e in primo piano c'è invece la superficie grigia e polverosa della Luna. Foto scattate dalla navicella Artemis con 4 astronauti a bordo, gli uomini che si sono spinti come mai lontano dalla Terra. Vediamo invece la prima pagina di Repubblica. Come vi dicevo, ancora ferma alla corsa per fermare Trump, il presidente spaventa il mondo, la civiltà dell'Iran sarà cancellata in una notte. Era intervenuto anche il Papa dicendo, con una dura condanna, minaccia inaccettabile. La mediazione del Pakistan per 2 settimane di tregua, Teheran apre l'intesa, la Casa Bianca: stiamo trattando, di lì a poco è arrivato l'accordo. La Stampa: Iran-Trump, i giorni del terrore. E poi si parla anche del caso Regeni. Il ministro Giuli dice sbagliato non finanziare il docufilm sullo studente italiano ucciso in Egitto. E poi il Giornale, solo per citare questo titolo evocativo: Dies-Iran, il giorno dopo l'ultimatum l'USA dice civiltà distrutta. Ma andiamo nel dettaglio con il Corriere della Sera. Trump sospende l'attacco, 2 settimane per trattare, il mondo respira una mediazione frenetica nelle ore precedenti alla scadenza dell'ultimatum, poi l'annuncio di Trump che dice: sulla base delle conversazioni con gli intermediari pakistani che mi hanno chiesto di tenere a bada la forza distruttiva a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran accetti l'apertura completa, immediata e sicura, maiuscolo e di Trump, dello stretto di Hormuz, accetto di sospendere il bombardamento e l'attacco dell'Iran per 2 settimane. Questo sarà un cessate il fuoco reciproco. Nel frattempo, naturalmente, l'Iran si stava preparando a questo attacco minacciato. Il regime aveva chiamato la popolazione a schierarsi sui ponti e davanti alle centrali, facendo delle vere e proprie catene umane, gli scudi umani dei Pasdaran. Netanyahu dice, il premier israeliano: sono infrastrutture usate per trasportare e produrre armi. Netanyahu, che ha detto che comunque l'accordo non riguarda il Libano, dove lui vuole continuare a bombardare. Andiamo avanti, perché invece la Stampa ci fa un po' un dietro le quinte, la spiegazione di quello che è successo. Teheran ha scoperto intanto che Hormuz è un'arma formidabile, l'arma economica che è risultata vincente in questa guerra. Pechino media dietro le quinte, quindi la Cina, e solo la Cina appunto può moderare gli ayatollah. L'analisi è di Natalie Tocci, esperta internazionale, che dice: Donald Trump appare sempre più squilibrato nelle sue oscene dichiarazioni sull'Iran, ed è un giudizio condiviso anche da qualcuno del suo entourage, della base MAGA, il suo movimento. E perché? Lo è perché è sempre più nervoso per l'evidente fallimento strategico degli Stati Uniti in Medio Oriente, sempre più preoccupato per la crisi energetica e l'inflazione causate dalla guerra che lui stesso ha stupidamente innescato. Trump minaccia crimini di guerra invocando attacchi su infrastrutture e civili, intima di riportare l'Iran all'età della
della pietra e di eliminare un'intera civiltà in una notte, a meno che il regime iraniano non accetti le sue condizioni e riapra lo stretto di Hormuz. Forse quando queste parole verranno pubblicate, evidentemente prima di questa conclusione, i crimini da lui pronunciati saranno già stati compiuti, ma ovviamente non è successo. Ma già, diciamo, queste parole così dure, così fuori dalle righe, diciamo, hanno avuto il loro impatto. E sono intatti a condannare questo atteggiamento di Trump. Fra tutti c'è il Papa Leone, che dice le sue parole inaccettabili, gli attacchi alle infrastrutture civili sono contrarie al diritto internazionale, ma al di là delle parole di condanna c'è chi tenta di fermare il presidente, fra questi Dem, cioè i democratici, l'opposizione statunitense, ed ex trampiani, che chiedono di rimuovere Donald prima che commetta crimini di guerra. Al Congresso la mozione per frenarlo è quello che in inglese si chiama impeachment, da cui lui è già diciamo, si è svincolato in precedenza. E adesso appunto varie voci si sono spinte a invocare il 25° emendamento della Costituzione, che consente di rimuovere un presidente ritenuto incapace prima che possa provocare una catastrofe umanitaria in grado di scatenare la terza guerra mondiale. Il 25° emendamento consente al vicepresidente e al gabinetto, oppure al Congresso, di dichiarare un presidente incapace di servire e quindi farlo rimpiazzare dal suo vice. Finora non è mai stato invocato. Andiamo avanti. Cosa succede intanto in Medio Oriente? Khamenei, la nuova guida spirituale di cui non si hanno più notizie, si sa soltanto che è stato ferito quanto, diciamo, pesantemente è avvolto nel mistero. Scrive il Corriere che è incosciente, c'è un mistero sulla sorte della guida. Per il Times è ricoverato in gravi condizioni, mentre anche nel vertice dei Pasdaran ci sono tensioni tra il presidente e il capo dei Pasdaran. Ci sono poi ricadute di queste tensioni naturalmente, perché la chiusura dello stretto di Hormuz e quindi la strozzatura di questo collo di bottiglia ha bloccato la gran parte delle navi petrolifere che passavano proprio da lì, facendo schizzare i prezzi dei barili, prezzi che già oggi hanno subito un tonfo, stanno scendendo. Staremo adesso a vedere quanto tempo impiegheranno i prezzi a scendere anche nelle colonnine delle stazioni di servizio. Intanto il petrolio frena la corsa, ma resta l'emergenza e la peggiore crisi di sempre. Il greggio sopra i $110 al barile, ed ecco qua, vedete l'andamento del petrolio, questa impennata dal 1° marzo a ieri, anzi all'altro ieri, vedete qui. Questo è il punto massimo, oltre a $110 al barile, e adesso c'è invece una lenta, sarà sicuramente lenta discesa. Il petrolio corre, ma soprattutto sparisce. Nelle ore in cui la crisi nel Golfo entra in una fase più acuta, il mercato fisico del greggio mostra una tensione rara. C'è la domanda, ma manca l'offerta a qualsiasi prezzo, e questa appunto è una conseguenza della guerra del Golfo. Ma la conseguenza si paga anche sui voli, perché ovviamente gli aerei vanno a carburante. Anche per gli aerei i carburanti sono sempre più cari e negli aeroporti scarseggia il kerosene, sale il costo dei voli, e a pagarne le conseguenze sono, come spesso accade, i cittadini. Rimborso a rischio se l'aereo non parte per forza maggiore. E questo appunto è quello che dicono gli esperti dal lato dei clienti. In particolare vediamo, chiedono quali sono i riflessi in Italia. Per adesso ci sono forti rincari dei carburanti per autotrazione e del kerosene per gli aerei. Quali aeroporti hanno annunciato difficoltà? I più colpiti sono Milano, Bologna, Treviso, Venezia, Brindisi, Reggio Calabria. E le compagnie cosa fanno? Oltre ad aumentare il prezzo dei biglietti, riducono la frequenza dei voli in modo da far decollare aerei più pieni di passeggeri. Il paradosso è che così i ticket sono più cari, ma anziché diventare più facili da trovare, perché molti clienti rinunciano a comprarli, diventano più difficili da acquistare, perché il calo dell'offerta di posti sugli aerei prevale sulle rinunce a volare.
e quindi questo è quello che può succedere in questi casi. Allora andiamo avanti, l'Italia come si posiziona? Ieri c'è stata l'audizione del ministro Crosetto, l'Italia rispetta i trattati, l'opposizione attacca su Trump, il clima teso alla Camera, lui chiede un livello più alto, era arrivato per riferire sull'uso delle basi italiane da parte degli americani, si era presentato con fogli zeppi di dati e numeri e poi invece diciamo, è cominciata la solita schermaglia con l'opposizione. Intanto andiamo alle elezioni, si vota in Ungheria, a Budapest, la stampella avanza per Orbán, il vicepresidente è andato a sostenere appunto il primo ministro ungherese, Donald esalta il leader, il vicepresidente accusa Bruxelles di interferenze, è un alleato. E poi la trincea di Piantedosi, questa è la vicenda di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi, questo scandalo simil-sessuale con la relazione che avrebbe avuto con la giornalista, anzi forse non dovremmo usare il condizionale perché è proprio stato lei ad ammetterlo. E poi fondi negati per Regeni, lasciano 2 commissari, scelta incompatibile. Adesso anche il ministro Giulia alla Camera dirà che è stato un errore non finanziare. Parliamo del documentario sullo studente ucciso in Egitto. E poi c'è la vicenda, un vero e proprio giallo di cronaca sulla morte di madre e figlia alla vigilia di Natale. È stato accertato che ad ucciderle è stata la ricina, un potentissimo veleno in grado di uccidere in pochi secondi, ricavato dalla pianta del ricino. La novità di ieri è che avrebbero escluso il rilascio lento di questa proteina letale, ciò vuol dire che la morte di Valentina e Sara sarebbe da collegare ad una assunzione veloce della ricina in quantità utile per un'azione rapida del veleno potentissimo e per questo in passato usato dai servizi segreti dell'Est Europa. Pochi milligrammi bastano a uccidere una persona. E poi rivediamo ancora queste stupende immagini che abbiamo richiamato anche dalla prima, il lato oscuro della Luna svelato da Artemis II, questa navicella, questa missione spaziale che sta portando 4 astronauti come mai lontano dalla Terra, gli storici scatti nei 43 minuti senza comunicazione. E vediamo altri storici scatti, oltre a quelli appunto, come dire, evocativi della Terra vista dalla Luna. Questi sono i 4 astronauti che indossano degli occhialini protettivi e poi il barattolo di Nutella che galleggia per l'assenza di gravità, un frame è diventato virale. Siamo in chiusura, ci fermiamo soltanto con Anthropic che sorpassa OpenAI. Ormai l'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite, questi sono i 2 colossi americani dell'intelligenza artificiale. Anthropic era stata esclusa dal Pentagono perché aveva detto non si può usare l'intelligenza artificiale per scopi militari, nonostante questo ha fatto un fatturato sopra i 30 miliardi. E poi per concludere, L'abito fa il potere, un libro che ci racconta che cosa dicono, cosa rappresentano i nostri abiti. Vediamo qui l'abito di Lady Diana denominato il revenge dress, l'abito della vendetta, indossato proprio quando il marito annunciava il suo tradimento con Camilla, oppure la maglietta di Elon Musk, Occupy Marte, o ancora l'abito della Ocasio-Cortez che dice tassa i ricchi. Lei è una esponente democratica al Congresso americano. Insomma, come diceva Roland Barthes, pensava agli abiti come frasi visive e mai è stato tanto vero come in quest'epoca social, dove immagini e parole si mescolano, si connettono e interferiscono. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco con la lettura dell'informazione regionale. Bentrovati alla seconda parte della rassegna stampa di oggi, mercoledì 8 aprile, è quella parte dedicata all'informazione regionale, quindi partiamo dal sito Sicilia Web. In primo piano, un'ultima ora che riguarda una notizia di cronaca: fa irruzioni in casa della sua ex incinta e la picchia.
È successo a Caltanissetta, l'uomo ha distrutto la porta, ha fatto irruzione nella casa della sua ex che è al 7° mese di gravidanza e l'ha aggredita colpendola con schiaffi e spintoni e le ha distrutto il cellulare che teneva in mano. L'uomo è un 29enne che è stato arrestato, è stato trovato nella camera da letto della ex dove si era rifugiato dopo l'aggressione, coricato con i vestiti ancora indosso. E poi 3 operai precipitano dall'impalcatura, 2 sono gravi, ecco qua, e questo invece è successo a Camastra in provincia di Agrigento. 3 operai rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile di un'abitazione privata a Camastra. Erano su un'impalcatura metallica sopraelevata da un carrello telescopico, di quelli cioè che si allungano per intervenire al primo piano quando sono precipitati a terra. 3 sono rimasti feriti. L'autista del mezzo ha avuto un malore per lo shock. E poi l'altra notizia: volevano fare una strage nel Catanese, condannati. Ma torniamo ai giornali. Partiamo dunque dal quotidiano di Catania, la Sicilia. Naturalmente l'apertura è dedicata alla questione tra Iran e USA, che si è concluso appunto con questo cessate il fuoco di 2 settimane, ma c'è questa vicenda, l'assurda fine di un 35enne di Erice, resta illeso dopo aver capottato con la sua auto, ma dopo viene travolto e ucciso. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, il quotidiano di Palermo. Si guarda alle comunali, boom di alleanze anomale. A Termini ci sono queste strane alleanze, Fratelli d'Italia, Forza Italia con i 5 Stelle, a Pedara Meloniani con il PD. Si sa che nelle amministrative le intese sono diverse da quelle nazionali. E poi Monreale, chiesto il giudizio per i 3 giovani accusati di strage, lo vedremo più avanti. E ancora qui, dal turismo alle imprese, l'isola paga lo shock energetico, aziende in ginocchio per l'aumento dei prezzi, allarme di Sici Industria, da noi effetti più pesanti. Giornale di Sicilia ci riporta in prima pagina la vicenda dello studente americano che accoltellò un bengalese, è stato condannato a 6 anni, lui ha scritto una lunga lettera di scuse e ha annunciato che risarcirà la vittima. E poi ancora Gazzetta del Sud, andiamo a vedere questa notizia, l'estorsione alla Cosedi, in 3 verso il processo, ma c'è anche questa bella notizia che riguarda i progetti di riforestazione nel Messinese, da Tindari ai Nebrodi, la rinascita delle colline incenerite dai roghi. Vedete questi terrazzamenti dove vengono piantati dei nuovi alberi. Ma andiamo adesso nel dettaglio, perché la Sicilia paga un conto più alto di altre regioni rispetto alla crisi energetica. Qui gli effetti sono più pesanti, ce lo spiegano gli esperti. Intanto perché nell'isola si raffina fra il 70 e l'80% del greggio importato in Italia, e a Gela approdano dalla Libia i vari gasdotti, e anche perché l'economia della nostra regione sta già risentendo della crisi più di altre regioni italiane. E poi c'è tutto il paradosso di queste raffinerie che suona come una beffa. Parliamo della raffineria Eni e Coette di Milazzo e della centrale termoelettrica di Pace del Mele, entrambe ferme per manutenzione. Racconta responsabili della FIOM CGIL: per tutti e 2 i siti il futuro è nebuloso, non sono stati rinnovati i contratti a termine e non ci sono prospettive. Sono a rischio anche i voli, abbiamo visto anche sul nazionale che il carburante anche degli aerei è aumentato e riducono i voli e quindi aumentano i prezzi, però i vertici delle 2 aziende che gestiscono gli aeroporti di Catania e Palermo rassicurano: non ci sono criticità. Almeno su questo possiamo stare tranquilli. Nel frattempo scatta il pressing su Schifani, usi il tesoretto contro i rincari, associazioni e sindacati chiedono al governatore l'utilizzo di un avanzo da 1,8 miliardi, quindi quasi 2 miliardi, la CGIL con i datori di lavoro chiede più smart working, come appunto dicevamo ai tempi del Covid. E poi il selfie con l'ex boss Meloni, che ha un po' messo ma non nei guai, insomma al centro di nuove polemiche la premier Meloni, che dice solo fango, opposizioni all'attacco. Anche la Vardera, di solito molto critico, dice eccessivo, diciamo tutti i politici
dice Lavardera, chi fa politica incontra centinaia di persone, capita di ricevere la richiesta di farsi un selfie, ma noi vogliamo solo raccontarvi chi è questo Gioacchino Amico, un siciliano da pochi mesi collaboratore di giustizia e in particolare sta riempiendo verbali su verbali davanti alla DDA di Milano per raccontare un'entità spietata, una cupola mista di tante mafie in grado di infiltrarsi ovunque su tutto il tessuto sociale e di puntare al cuore dello Stato per muovere i fili, contando su complicità interne e ad alcuni apparati e sulla forza crescente della spietata mafia albanese, una struttura insomma capace di condizionare il voto e l'amministrazione. E poi veniamo alla cronaca, processo ai 3 giovani accusati della strage di Monreale. Ricorderete quella strage che un sabato sera qualunque ha lasciato sulla terra tante vittime, alla sbarra i 20enni Calvaruso Conti e il 19enne Acquisto. Cosa rischiano? Verranno processati per strage, un reato che nel caso di colpevolezza prevede esclusivamente la pena dell'ergastolo. I 3, 2 ventenni e un 19enne, rischiano adesso il carcere a vita per la strage in cui la notte del 27 aprile scorso vennero uccisi Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Angelo Pirozzo. E quindi adesso dovranno scontare le conseguenze di quel gesto. E poi investì e uccise l'amica della ex, arriva la condanna per Nasca, Pietro Nasca, ricordato un uomo che nell'8ª strada della zona industriale di Catania investì la ex moglie e l'amica a cui aveva chiesto di accompagnarla perché il marito era stato più volte violento nei suoi confronti. L'amica non aveva mai negato questo supporto ed era accanto alla donna. L'imputato, che era appena uscito da una visita psichiatrica, si mise al volante della sua Opel e investì in pieno le 2 amiche che stavano camminando ai margini della carreggiata. Non solo, poi fece marcia indietro e ripeté la folle manovra e poi chiamò le forze dell'ordine confessando l'omicidio. Aspettò l'arrivo dei poliziotti in un bar, al banconista ordinò un 4 bianchi e raccontò quanto appena accaduto. E che cosa raccontò ai magistrati? Che non sopportava le interferenze delle amiche nel suo matrimonio, addossandole quasi la colpa del suo divorzio. E poi arrivano le comunali di primavera, l'abbiamo visto già nei titoli, le alleanze anomale che scuotono i partiti, a pedare il fedelissimo di Barbagallo è sostenuto dai meloniani, il caso Crisafulli Aenna spacca il PD e finisce sul tavolo di Taruffi, della serie Famolo Strano. E poi siamo qua sulla Sicilia per leggervi la notizia che riguarda lo studente americano condannato a 6 anni, accusato, anzi è condannato per tentato omicidio perché accoltellò un bengalese. Lui era in vacanza a Palermo con 2 amici, altri 2 studenti americani, alloggiò in una casa vacanza. Lui, evidentemente completamente ubriaco, uscì e accoltellò questo tizio che gli incontrò quasi per caso. Dopo gettò i vestiti sporchi di sangue e il coltello in un cassonetto, si allontanò vagando per ore per la città, venne bloccato da una volante mentre danneggiava un'auto e poi scoprirono che era il responsabile del tentato omicidio. C'è da dire che lui ha scritto una lunga lettera di scuse, ha annunciato che risarcirà la vittima, è incensurato, ha ottenuto le attenuanti generiche, ha imparato l'italiano, si è iscritto all'università e non ha mai chiesto di essere estradato negli Stati Uniti. Andiamo avanti con la prima pagina della parte della Sicilia dedicata alla città di Catania, una città, scrive la Sicilia, che viaggia a 2 velocità in base ai dati Istat, tra il ricco borgo e la povera Librino. L'indagine fotografa differenze sia economiche sia sociali macroscopiche. Facciamo un esempio: 6% di laureati da un lato, la parte più benestante e la parte meno benestante, oltre il 40% dall'altro. A Catania Sud 1/3 della popolazione è under 24 e NEET, cioè che non studia e non lavora, e dispersione scolastica sono da record. Tutto l'opposto a Borgo Sanzio, la zona ricca della città, non in senso assoluto, ma se confrontata con le aree dove il disagio economico è più marcato. Quindi mettono a confronto il primo e il sesto municipio.
naturalmente con queste evidenti disuguaglianze. E vediamo poi questa veloce carrellata: Mare Libero con gestore unico, a brevissimo sarà pubblicata la gara per predisporre gli spazi per la fruizione estiva gratuita del mare in città, cioè parliamo delle 3 spiagge libere del litorale Playa e dell'unico solarium, perché a causa del ciclone Harry che ha devastato la scogliera ce ne sarà solo uno. La gara questa volta prevederà un gestore unico. Ma prima di pensare a nuotare pensiamo a sciare, perché si potrà sciare sino al 12 aprile grazie all'eccezionale innovamento di quest'anno che riscrive il record di Piano Provenzano, impianti aperti fino al 12 aprile. Stamattina abbiamo visto l'Etna imbiancata grazie a temperature basse ed una coltre bianca mai così abbondante in primavera, e questo ci fa soltanto piacere. Andiamo avanti, appunto parlavamo di spiagge libere. Mondello dall'altra si prepara all'anno zero, sarà una stagione di incertezza, grande novità, perché per la prima volta dopo oltre un secolo non sarà la Itola belga, questa storica società, a gestire gli stabilimenti, ma nuove società, quelle che avranno vinto i bandi predisposti appunto per la prima volta quest'anno. E poi c'è l'estorsione del carcere alla Cosedi, al processo i detenuti e l'emissario avevano chiesto 250.000 euro, non solo, ma l'avevano fatto con i telefonini dalla cella alla storica impresa della famiglia Vecchio che stava lavorando in uno dei cantieri del risanamento a Messina. E voglio chiudere con questa bella notizia, l'abbiamo vista anche in prima pagina: sulle colline incendiate rinascono fiori e alberi. È in fase avanzata il progetto di riforestazione urbana tra Oliveri e Tindari, siamo in provincia di Messina, oltre 52 ettari a monte e a valle lungo la statale 113. Che cosa faranno? Dunque metteranno a piantumazione delle essenze scelte tra roverelle, lecci, frassini, querce da sughero, sia per migliorare la stabilità del suolo ma anche per favorire la ritenzione idrica, mentre per gli arbusti si è optato per l'erica, il rutaccio, il corbezzolo, il pungitopo. Oltre a contrastare l'inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici, si garantirà nei prossimi anni una barriera naturale a protezione del centro abitato, dei rischi del dissesto idrogeologico, e si preserverà la vocazione turistica del Golfo di Tindari. Un esempio che dovrebbe essere seguito anche da tanti altri comuni. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.